Ma proprio tu, come pronunci tutte queste parole in italiano? Ciao, sono Roberto e benvenuti nel canale di Mastica Italiano e Siciliano con Rob. If you're an English speaker, I'm quite sure that you don't pronounce the P before the S or the P before the N. For example, if I have this word, it is pronounced psychologist. In Italian, this word is quite similar to English, but you have to remember that the P in Italian is always pronounced. La lettera P in italiano viene pronunciata sempre, si pronuncia sempre. So, how can I say this word that is literally psychologist? Psicologo, psicologo. Repeat after me. Psicologo. Your turn. Mhm. Psicologo. So, of course, the first mistake you'll make will be spicologo because you are used to pronounce the S and not the P. But it's very important to split this kind of pronunciation. So you have the P, that is not P, is P, P, like this, P. And then the S. So first P, then S. So ps, 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 ps. Let's fuse them together. Ps, ps. Okay? So ps. Then we have the I, so E, so ps plus I. Psi, psi, psi. So psicologo, psicologo. This is very important to know, to understand, because every word like this, starting like this with PS, will be pronounced in this way. So let's have a look to some of these words with this kind of pronunciation. Psichiatra, psichiatra, psiche, psiche, psicanalisi, pseudonimo, pseudonimo, psicosi, psicosi. This is for P plus S. When we have P plus N, we always have to pronounce the letter P. Dobbiamo sempre pronunciare la lettera P. So if in English you always say N instead of PN, you have to remember that in English you need to pronounce the P. So P plus N, PN, PN, PN. Let's fuse them together. PN. So PN. Let's now read these words. Pneumatico, pneumatico, pneumologia, pneumologia. Okay, if you're lazy and you want to restudy all these pronunciation tips, I also made a video, a short, on YouTube and in the other platforms. You can follow me, links in the description below. I can leave you the link of the short and you can study this pronunciation. If you're not lazy, se non sei pigro, let's go on and try to practice with some tongue twisters that will improve your pronunciation in Italian. Proviamo, studiamo attraverso degli scioglilingua, tongue twisters, scioglilingua, che potranno migliorare la tua pronuncia. Iniziamo col primo. Leggo perché non me li ricordo a memoria. Ok, let's start with a tongue twister with PS, ok? Because it's the first one we studied. Psicologi e psichiatri parlano di psicosi, ma pochi pensano alla psiche pacifica. I repeat. Psicologi e psichiatri parlano di psicosi, ma pochi pensano alla psiche pacifica. Your turn. Ok, come va?
Scrivi nei commenti quanto è difficile per te. Adesso cerchiamo di tradurre. Psychologists and psychiatrists talk about psychosis, but few think about the peaceful psyche. Ok? Numero 2. Uno psicologo pseudo-serio spiegava la psicologia senza sapere nulla della psiche. Ripeto. Uno psicologo pseudo-serio spiegava la psicologia senza sapere nulla della psiche. Your turn. Okay. Translation. A pseudo-serious psychologist explains psychology without knowing anything about the psyche. Adesso facciamone uno con PN, ok? Nel laboratorio di pneumologia, Paolo parlava di pneuma e di pneumatica con passione. Ripeto, nel laboratorio di pneumologia, Paolo parlava di pneuma e di pneumatica con passione. Il tuo turno. Bene, che cosa vuol dire? In the pulmonology lab, Paolo talked passionately about pneuma and pneumatics. These are very important tongue twisters. Questi sono degli importanti scioglilingua che dovresti leggere a ripetizione per cercare di migliorare la tua pronuncia, soprattutto in questi casi specifici di PS e PN, cosa che per chi è madrelingua inglese è molto complicato. C'è bisogno di fare molta pratica. Questi scioglilingua li trovate nella descrizione, così potrete copiarli e incollarli in un vostro documento personale. Io spero che questa lezione sia stata utile. Vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti e lasciare dei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo come sempre, per chi fosse nuovo del canale, che oltre a questo tipo di video faccio tanti vlog di viaggio, faccio anche dei video di viaggio in cui vi rendo partecipi di quella che è la mia avventura. Grazie mille e al prossimo video.